Prin libri dai Reis. Il re David aliere vieli e un grun in denan cuiains. I metteri in cuviertis, ma non arrivava mai ad ora sclipissi. Allora i sei fameis i diserin, che si tiri fur per nesti re, nesti paron, una fantata che vi odi dal re e che lo assisti. E dormirà tal suo grun e così scalderà nesti paron. Dopo di aver ciruto una biele giovane in tutta la terra di Israele, e chattare in fur dunce Abisac di Sunem e gli menare al re. Queste fantate era biele senza fin, e viode del re e lui assisté, ma non lui conosce gran. Adonie, però, figlio di Agit, al mateava fa il principe di Sint, o so io che o regnerai. Si aveva procurato Ciar e Cevai e 50 uomini che correvano davanti a lui. Suo pari, in vita, non lo aveva mai correso di Sint, perché fasto così. Annieranza lui una lavoro ben fatto e suo mare lo aveva partorito da Udi a Salon. Al passare per aula con Joab, figlio di Zeruia e col predi Ebiatar, che si buttarono in de bande di Adonie. Ma né il predi Zadok, né Benaia, figlio di Gioiadà, né il profeta Natam, né Simei, né Rei, né i prinsons di David, non tenivano per Adonie. Undi che Adonie stava, una di che Adonie stava offrendo rocs, bus e vigei di grasse sulla piera di Zacolet, che gli donge del risultive dal forador, alla invitato duci sei fradis, i principi reali e duci oms di Giude, che servivano il re. Ma non lo invitò il profeta Natam, né Benaia, ni i guerir pluifluars, ni sofradi Salomon. Allora Natam gli disse a Betzbea, mare di Salomon, non hai tu sentito che Adonie, figlio di Agit, è diventato re senza che David nesti paron non seppi nulla di noi? Va bene. Permettimi di darti un consiglio perché tu salvi la tua vita e che di tuo figlio Salomon. Va e presentati al re David e disi, non sei tu mio re e mio paron che tu hai fatto questo giuramento a tuo serve. Tuo figlio Salomon regnerà da ur di me e si senterà lui sulla mia sente. C'è mai allora che Adonie alla diventata re? E intanto che tu starai lì a ragionare con il re, io gli entrerai da ur di te e ti darai Seon. Betzebe si presenta al re, testo camere, all'era violon, e lo assisteva a Bisac di Sunem. E rispondé, no, prima si buttò in geneglon e con la musa e partiere dell'andar re ai dise, c'è ustumo. E rispondé, paron, tu hai giurato a tuo serve sul Signor tuo Dio, tuo figlio Salomon regnerà di me e si senterà lui sulla mia sente. Vedi come Adonie che diventa re e tu, mio re, mio paron, non tu sapevi nulla.
ha offrito uno stragio di bus, di viglie di grasse e di rocs. Ha invidato 12 principi reali, il predi Ebiatar, il suo restante Joab, ma non ha invidato il Tofamei Salomon. Come mio regno paron, tut Israele ti chiate te, che tu distinis che sarà re in penda re dal mio paron. E stava in chiamò fevelant che al capitano il profeta Nathan avvisare il re, alle che il profeta Nathan all'entrare dal re si buttò in genugolon davanti di lui e con la sua musa il partiere. Disse a Nathan, sì che dunque, mio re e mio paron, tu hai destinato Adonie regnerà da di me e si senterà sulla mia sente. Perché che voi alle venuto io, ha offrito uno stragio di bus, di viegras e di rocs e ha invitato 12 principi reali, i sovrastati ai soldati e i predi di Ebiatar. Veio là, che a Manzing e a Bevin, presenza di lui e a Berlin, vive il re Adonia. Ma però, me, Tofamei, il pre di Zadok, Benaia, figlio di Gioada, il Tofamei Salomon, non sai invitare. Quindi stai che la robe è diveni dal re mio paron e che tu non tu urvedis fat saveti fameis qui cal monterà sulla sente daul del tuo re mio paron.